Settima e conclusiva dal Savio, miglio per cavalli di 3 anni, Biximov, Brigata Jet, Bionica Horse, Bacio del Nord, Brunelleschi, BKS, Bagheera LZ in prima fila, Brigitte Trio, Barcellona, Batman Matley, Basket Cam in seconda. I favori per Bacio del Nord in chiusura, Giorgio Cassani, numero 4 dello schieramento. Alternativa principale, Bionica Horse. Macchina che accelera e stacca. L'errore di Bionica Horse. Si lancia in avanti Bacio del Nord, sbagliato anche Basket Cam, mentre numero in seconda 3, posizione Bionica rimane Biximov Horse, squalificato. davanti a Brigata Jet. Completamento della piegata dei primi 200 con Bacio del Nord che guida nei confronti di Biximov, poi Brigata Jet, all'esterno invece Brunelleschi, BKS, il debuttante che viene via con decisione dopo 400 metri di gara, si porta su Biximov e cerca l'aggancio con Bacio del Nord trascinandosi Batman Matley. Tanto 31,6 per i 400, al largo c'è la progressione anche di Bagheera LZ. Completamento dei 600 e della curva in 47,9, 16,3 la frazione. In vantaggio dunque il favorito Bacio del Nord, per corsie esterne il debuttante Brunelleschi BKS, lungo la corda Biximov, poi al largo Batman Matley, se ne vanno i primi 800 metri di gara in 1,2,9. Con situazione tattica che non cambia sulla penultima curva. Bacio del Nord in vantaggio, Biximov in seconda posizione, al largo Brunelleschi che lascia per la presa per il momento il chilometro in 1,18,2. In terza posizione c'è sempre Brigata Jet con all'esterno Batman Matley, siamo ora a 500 dal palo, con leader sempre Bacio del Nord che arriva al paletto dei 400 metri conclusivi. Numero 7, Brigitte Trio, squalificato. Con un parziale in 15, allunga ora Bacio del Nord, cala invece Brunelleschi e lungo la corda seguono Biximov e Brigata Jet. Brigata Jet sposta all'esterno di Biximov mentre entra nettamente in testa Bacio del Nord all'ingresso in dirittura. Un paio di lunghezze abbondanti mentre c'è l'errore di Brigata Jet, l'errore anche di Biximov e così Jet, isolato in avanti Bacio del Nord. Conquista la prima in carriera, al secondo posto dovrebbe essere Brunelleschi ancora su Batman Matley, taglia al traguardo Brigata Jet ma ha sbagliato in retta d'arrivo, quindi probabilmente squalificata. Aspettiamo naturalmente la conferma dell'ordine d'arrivo, vediamo intanto la solitaria vittoria di Bacio del Nord e Giorgio Cassani alla prima in carriera dopo 2 ottimi piazzamenti. 2,68 la quota per Bacio del Nord e Giorgio Cassani. È tutto per questo convegno di corse, l'appuntamento è per martedì.